Pesca miracolosa in Venezuela. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di quello che è accaduto in Venezuela nel 2020, durante un periodo molto difficile che tutti ricordiamo bene, in cui un po' le economie mondiali sono state messe in ginocchio da un evento che ricordiamo tutti molto bene. È chiaro che per molte popolazioni si è posto il problema proprio di non avere neanche più il denaro sufficiente per comprarsi da mangiare. Anche, le risorse alimentari un pochino scarseggiavano e molti paesi, hanno conosciuto veramente, dei momenti molto, molto difficili. Molte p Anche perché molte persone erano venute a mancare in seguito all'evento, insomma, che tutti conosciamo, e quindi era anche rimasta poca manodopera, diciamo così, che si potesse occupare, di, svolgere le normali attività necessarie a sfamare tutti. Di questo fenomeno hanno risentito, paesi molto poveri come ad esempio il Venezuela, in cui molte persone non avevano neanche, il denaro necessario proprio per comprarsi da mangiare. Ecco allora che, in una cittadina del Venezuela, che si affaccia sul mare e di cui purtroppo non conosco il nome, la popolazione ha iniziato a, fare delle preghiere, una preghiera a oltranza per supplicare il Signore di provvedere a tutte le loro necessità, prima fra tutte insomma, quella di, appunto poter mangiare. Ed ecco che il Signore, come 2000 anni fa, ha ascoltato le preghiere di questo popolo, e a un certo punto i pescatori che, da giorni non prendevano granché, hanno incominciato a prendere una quantità veramente abnorme di pesci, tanto che, proprio tutti sono stati sfamati e, molto pesce anche avanzato, insomma, perché, veramente le acque si sono riempite di una quantità mai vista di pesce. Il miracolo che ricorda la pesca miracolosa, no, che rinnova quello straordinario evento accaduto più di 2000 anni fa, e che, è stato uno dei tanti miracoli che ha compiuto nostro Signore Gesù Cristo per sfamare, la popolazione che, lo seguiva. E che cosa ci fa comprendere? Che Cristo non è una figura, storica, distante, ormai 2 millenni, che non si occupa di noi, che ha fatto i suoi miracoli al tempo e poi è salito al cielo e non si occupa di noi. Cristo è con noi, Cristo è sempre pronto ad ascoltare le nostre preghiere, e chi è con Cristo non vivrà mai nell'indigenza, avrà sempre l'abbondanza di beni materiali e spirituali. Forse ecco, l'abbondanza, sicuramente a cui, allude Cristo è soprattutto un'abbondanza di valori, di virtù, di buone intenzioni, di buoni sentimenti. Le persone che, seguono la sua parola, mhmm, vedranno appunto la mano potente di Dio operare meraviglie nelle loro vite. Quindi crediamoci, perché, in realtà i miracoli, avvengono ogni giorno. Lo stesso cibo che la natura ci regala in abbondanza è un dono di Dio, un miracolo di Dio, la crescita delle piante è un dono di Dio, la crescita degli alberi da frutto è un dono di Dio, il continuo parto della natura è un dono di Dio. Quindi, accogliamo tutto come un dono e rimaniamo veramente
in adorazione per la grande bontà e la grande generosità di nostro Signore che provvede a tutti i nostri bisogni in maniera sovrabbondante. Basta soltanto pregare con fede e seguire la sua legge e i suoi comandamenti. Il resto, come dice Cristo, ci sarà dato di conseguenza. Vi lascio, carissimi, a queste straordinarie immagini, che spero possano suscitare, la vostra meraviglia, e rendere più fervorosa la vostra preghiera e più ardente la vostra fede. A presto carissimi. Santa giornata.